Gesù mostra alla mistica Catalina Rivas ciò che avviene al momento della morte. Catalina Rivas è una mistica boliviana che ha circa 74 anni, la quale a partire dalla prima metà degli anni 90 ha incominciato ad avere delle visioni di Gesù, della Madonna e a ricevere da loro dei messaggi. Ha avuto anche delle visioni mistiche, non soltanto ecco dei messaggi. E in una di queste visioni mistiche Gesù ha permesso a Catalina di vedere che cosa succede all'anima nel momento del trapasso, quindi nel momento della morte. E in particolare Gesù le ha concesso di vedere che cosa è successo all'anima della madre di questa mistica al momento della sua morte. Ecco che Catalina Rivas ha raccontato tutto in uno scritto in cui ha riferito che sua madre si trovava in agonia e si trovava nel suo letto e l'avevano, dice Catalina, l'avevamo appena voltata sul fianco destro ed io stavo detergendo il suo viso che era pieno di sudore. Mia madre guardava sopra di me verso la finestra, mi prese la mano e mi disse: voglio stare con te. Io le dissi: hai paura, mammina? E dissi questo con un'aria un po' preoccupata. Mia madre mi rispose: no, non ho paura, ma voglio stare con te. In quel momento vidi alcune persone che si avvicinavano provenendo dalle nostre spalle alla destra di mia madre. Riconobbi San Giuseppe, Sant'Antonio da Padova, Santa Rosa da Lima, San Domenico di Guzman e San Silvestro che si collocavano dietro la testata del letto di mia madre a fianco di Leopoldo. E questo è il nome dell'angelo custode della mia mamma, un giovinetto molto bello che era inginocchiato apparentemente in preghiera, mentre con le sue mani accarezzava la testa di mia madre. C'erano delle altre donne e uomini, giovani e vecchi, circa una quarantina di persone nella stanza, tutte in preghiera. Un giovane vestito con una tunica bianca aveva un piccolo vassoio dorato fra le mani. Di tanto in tanto vi introduceva una mano e ne traeva del fumo lanciandolo verso l'alto come se fosse incenso. Facendo questo sembrava che volesse impedire ad alcune ombre scure di avvicinarsi, ombre che si vedevano distanti dalla stanza da letto e timorose di avvicinarsi. Il giovane muoveva le labbra come se stesse dicendo qualcosa, quindi cambiava di mano il piccolo vassoio e ripeteva quanto già fatto con l'altra mano, gettando in aria quel fumo. Egli si aggirava intorno a tutti i presenti che circondavano il letto di mia madre dietro di noi. Ero meravigliata nel vedere tante persone. Ecco allora che Gesù mi parlò dicendomi: sono i suoi santi protettori e le anime che lei ha aiutato a salvare con le sue preghiere e le sue sofferenze
anche se non le conosceva. Sono venute ad accompagnarla nel suo transito. Quando l'abbiamo girata sull'altro fianco per cambiarle gli abiti, mia mamma disse: devo ormai andare con loro. Diceva questo guardando al di sopra delle mie spalle. L'abbiamo esortata a tranquillizzarsi e le abbiamo cantato un salmo che lei ripeteva con noi. Ad un tratto ha aperto gli occhi con un'espressione quasi di stupore, come se stesse contemplando qualcosa che non riusciva ad esprimere, e disse: accendete la luce. L'abbiamo fatto, ma si capiva che lei ormai non vedeva più ciò che c'era sulla terra, ma ciò che stava al di là. Quindi, stringendomi la mano, disse: santo Dio, sì, santo Dio, sì, santo Dio, sì, come per spingermi a pregare, a ripetere la giaculatoria. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Ripeteva continuamente la giaculatoria e contemporaneamente insisteva nel dire: devo andarmene. Muoveva i piedi come se volesse camminare ed esclamava: non trattenermi. E nuovamente recitava la giaculatoria: santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di me e del mondo intero. Le persone che stavano intorno cominciarono a recitare la corona della Divina Misericordia, ma lei continuava a ripetere le sue preghiere, insisteva con l'invocazione: Padre, il mio spirito, sì, sì. Non si ricordava l'intera preghiera. Allora abbiamo iniziato noi: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, suggerendole che era questo ciò che lei voleva esprimere. Ha sentito ed ha ripetuto le nostre parole. Avevo osservato nella visione che alla sinistra di mia madre, più indietro rispetto a dove ci trovavamo noi, cominciava a giungere un altro gruppo di persone, e tra queste ho potuto riconoscere la figura di mio padre, una delle mie nonne, una zia che aveva vissuto con noi, ed altre persone di cui non riuscivo a vedere chiaramente il volto. Ero stupita per ciò che contemplavo, ma cercavo nello stesso tempo di concentrarmi di più su mia madre. Di fronte a lei si venne a formare una luce e ho visto avvicinarsi, come se scendesse dall'altezza del tetto, un coro di angeli che cantava. Formavano due file di personaggi celesti e nel riunirsi a noi si separarono per circondare il posto dove ci trovavamo. Era tutto molto solenne. Improvvisamente mia mamma disse, come rivolgendosi alle persone che di sicuro stavano venendo ad accompagnare il suo transito: aspettate, devo prima vedere la Vergine. Mio fratello le disse: mammina, il Signore è qui, ti sta aspettando. Disse questo perché precedentemente mia madre aveva fatto intendere di aver visto il Signore. Ed ella rispose: devo ancora vedere la Vergine. Aveva sentito dire molte volte che la Vergine accoglieva le anime di quelli che aspettavano la morte pregando il rosario.
Le abbiamo quindi portato il quadro di Maria Ausiliatrice perché vedesse la Vergine, pensando che fosse questo ciò che volesse. Ma lei guardava al di sopra del quadro e sembrava che ormai non vedesse più le cose di questo mondo, ma piuttosto quelle dell'aldilà. Improvvisamente disse: ora la vedo, eccola, fate largo alla mammina. Dobbiamo chiedere perdono alla Vergine Maria, nostra madre. In quell'istante ho visto che la Vergine scendeva dal cielo, restando sospesa nell'aria. Andava a posarsi ai piedi di mia madre e ho visto che tendeva le mani verso di lei. Sopra un braccio la Vergine teneva una veste bianca. Mia madre ha allungato la mano come per ricevere o toccare qualcosa e ho potuto vedere come la Vergine le prendeva la mano. Mamma ha perso conoscenza in quel momento per circa un minuto e quindi è espirata. Quando la sua testa rimase immobile nelle mie mani, poiché io la stavo sostenendo, ho pensato che la visione sarebbe svanita, ma immediatamente ho visto l'istante nel quale l'anima di mia madre si è staccata, separandosi dal suo corpo, si è diretta verso la Vergine, che in quel momento le ha presentato la veste bianca con le due mani, come se dovesse mettersela sopra la camicia da notte che aveva indosso, e immediatamente è apparsa vestita con quella veste. La Vergine aveva un'espressione dolcissima e sorrideva. Poi ha preso mia madre, abbracciandola alle spalle. Anche la mamma ha fatto lo stesso, appoggiando la sua testa sulla spalla della Vergine, e hanno cominciato ad elevarsi assieme a tutto il seguito dei personaggi presenti alla scena. La stanza era rimasta quasi vuota. San Giuseppe ci guardò, toccò la mano di San Silvestro e questi impartì a tutti la benedizione. Poi si girò e salì in alto, seguito da San Giuseppe. Gesù mi disse in modo molto solenne: raccontalo al mondo, affinché gli uomini diano il valore che merita alla grazia che viene offerta nello stare vicino a un moribondo che, così assistito, parte per il cielo. Il raccoglimento deve essere assoluto, visto che una parte del cielo viene ad incontrarsi in quel luogo. È il momento nel quale Dio visita quel luogo. Conclusa la visione, mi sono inginocchiata per rendere grazie a Dio, piangendo perché ci aveva regalato tutte quelle grazie e per avermi permesso di vedere una tale meraviglia e di poterla raccontare oggi a tutti, affinché si rendano conto dell'importanza e del dovere che abbiamo di aiutare sia i nostri moribondi che tutti i moribondi, in modo che essi possano, in questo modo felice, iniziare il viaggio verso l'eternità dell'amore di Dio.